Piacciono ai bambini, piacciono ai grandi, agli anziani, alle nonne, le bisnonne, a Giappanon, noi a nonno che sta cantando Sirico, a Giappanon, non c'è alla grandissima nonna, brava che c'hai tutte le canzoni di Gigione, benissimo, alla grandissima, abbiamo una telefonata in linea, diciamo pronto, con chi abbiamo il piacere di parlare? Lino D'Angiò. Ah, il grande Lino D'Angiò, Lino D'Angiò adesso gli dedichiamo una dedica con tutto il cuore. No. Concentrati D'Angiò, aspetta. Sei pronto? Ma perché? Tutto quanto insieme, voglio. E anche la casa dedichiamo questa dedica di Gigione a Lino D'Angiò che se la merita. Allora, a Giappa D'Angiò. Alla grandissima, grazie. Allora, Gigione, grazie Lino D'Angiò. Prossimi concerti dove facciamo il prossimo concerto in un posto bellissimo. Facciamo questo concerto nella questa sagra molto importante. Che sagra è? Sì, la sagra della mozzarella a pero. Non ho capito. La mozzarella a pero. Che è la mozzarella? La mozzarella a pero. A piedi? Sì, perché ci sta la mozzarella in carrozza, però un paese è picceril, capito? È una frazione, allora le strade sono strette. La carrozza non ci passa. E allora di conseguenza si fa a piedi. Sì, hai proprio su lì proprio la mozzarella. È la sagra della mozzarella a pe. Sì, è una bellissima sagra. Molto bella. A Chiappa mozzarella. Certo, dove si tiene? Dove si pure a Chiappa. Sì, il posto dove è per tutti quelli che vogliono venire a vedere il grande concerto di Gigione. Sì, questo posto a Piedimonte Canneto. Piedimonte Canneto, appunto, dove c'è la sagra della mozzarella a pe. In onore di chi è questo? Sì, è in onore di questo santo, San Mocassino Scalzo. San Mocassino Scalzo è un ordine particolare, sì. Ma com'è nata? Ti piace un biscotto? Com'è nata questa canzone? Questa canzone com'è nata? Allora, dunque, ti piace un biscotto? Nacque che a un certo punto io stavo a casa, una sera che non tenevo un concerto e mentre si era in televisione, vidi per televisione che la pubblicità, che sta mesi e galline, no? Bravo, che fa il biscotto. Banderas alla grande. E mentre Banderas appunto faceva questa pubblicità mi venne in mente di fare questa canzone. Ti piace o biscotto? Bellissimo. No, assolutamente, era proprio per questa è in onore di Banderas, va bene, alla grande. E allora tutti quanti insieme adesso ci cantiamo Ti piace un biscotto e poi cantiamo Caro Papa, va bene? Alla grandissima, tutti quanti insieme, Ma come ti piace un biscotto per staccare Papa? Hai capito? Poi si ritorna alla campagnola e poi si fa la canzone sul patrimonio. Ma sapete perché? Perché il biscotto piace a tutti.